L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, ribadisce le modifiche al conferimento della differenziata in vigore da lunedì prossimo 8 luglio ad Agrigento, ovvero la raccolta della carta spostata da lunedì a mercoledì. E poi Amel si rammarica: hanno rubato zappe e sacchi ai nostri ragazzi di colore dei cespugliatori. Ad Agrigento, pertanto, tra 2 giorni, da lunedì 8 luglio, delle novità nel merito delle modalità di conferimento dei rifiuti. Assessore Amel. Sì, cambia il calendario e cambia definitivamente, cioè non sono delle variazioni occasionali. Lunedì non si conferirà più la carta che verrà spostata il mercoledì insieme con l'umido, mentre lunedì potranno conferirsi, oltre che l'umido, anche i pannolini e i pannoloni. E poi pannolini e pannoloni potranno essere conferiti sempre il giovedì insieme con l'indifferenziato. Gli altri giorni rimangono invariati. È un cambiamento funzionale, ma che è stato anche richiesto da molti cittadini e studi professionali, attività commerciali, che avevano molta difficoltà a conferire la carta per il lunedì. Con il nuovo contratto di servizio molte cose cambieranno, piano piano andremo annunciandole. E quello che noi chiediamo ai cittadini è di avere la disponibilità alla collaborazione. È un processo che abbiamo avviato, che lentamente è migliorato, nella città tante cose sono cambiate in positivo, sicuramente riusciremo a portare a compimento questa battaglia e vincerla contro gli sporcaccioni e gli incivili della nostra città. A proposito di questo, io voglio denunciare due situazioni particolarmente, diciamo, scabrose e squallide da tutti i punti di vista. Cioè ragazzi che con tanta fatica e impegno stanno scerbando molte strade della città, hanno avuto una volta rubate le zappe e nella giornata odierna hanno rubato i sacchi e le palette. Io non so cosa se ne facciano queste persone di questi attrezzi usati che valgono pochi soldi, ma denota quella che è una mentalità stupida, assolutamente da condannare, perché questa è una città che ha 2000 anni di storia e non può essere, diciamo, avvilita da queste miserie, diciamo, da parte di alcuni.